leggerissimo, utilissimo, proprio intelligentissimo, più che altro per andare in bici nel wild, che così non scivoli. Omosessualissimo, ma erano in mega offerta. A dire la verità, tutto era in mega offerta. Vedi, io giro, perché diciamo queste erano cose che mi servivano da tanto: un zainetto leggero, un K-Way, giacca a vento più che altro, delle scarpe per camminare fuori e delle scarpe da tutti i giorni estive. Però vedi, quando ti prendi avanti con la fretta, giri così e un giorno trovi, non so, lo sconto del 60% e compri e hai risparmiato una botta di skate. Feeling! Yeah, feeling! Anche se è più bella la versione dei Muppet. E se pinzi alle 3, poi ti fai il caffè. Sta attento che non sia macchiato. Piove, ha piovuto, pioverà. Ho sempre sognato di girare una trasmissione in pigiama o con la maglia della salute. Per questo motivo ci siamo cazzati qui a Segusino per una specie di incontro tra noi. Anzi no, aspetta, come da bocce che ci si trovava nel muretto. Ti ricordi? No, il muretto discoteca di Jeso. Il muretto, nel senso a Muretà, che ci si troventi a Muretta, che bello, quando importunavamo le ragazzine. Ah, che bei tempi, quante spiassenti coglioni. Ma ti interessano i camper? Allora, questo modello un po' vintage, tirato abbastanza nuovo, con due paia di cerchi in lega diversi, con due paia di cerchi in lega diversi, cioè ero indeciso, ho detto li mettiamo tutti e due, ma giustamente, che voto a pieno sta scelta, eh? Poi c'è quei Showson là, che sono i camper che piacciono a me, i Challenger, i Showson. Poi un Laika, ma non un Laika di quelli tarocchi come quello di Luca, no, questo è un Laika di quelli laicosi. Poi c'è un CP su una chiusa, un Adria avvolto nell'appannamento, delle gocce di pioggia che non fanno vedere il Marlin che va via. Eccolo là, ciao signor Marlino. E poi un Ezio, anch'esso nascosto dall'omertà dell'impannamento dei veri del bagno. Della mia breve vita il ricordo che porto, sì, è di quando ho deciso di non lavorare il sabato. Pertanto, guarda, mi preparo la mia PlayStation. Aspetta che manca un tocco. Tac, eccoci qua. Se anche tu, come Lucio Battisti, ti sei mai chiesto che sapore ha una giornata uggiosa, ti acciucci e te senti? Era Gesù Cristo, no? Presso la croce della su Nazareth con sta coina che viene su, sta coinetta e sta croce piccano. Era là, cioè, gli ultimi minuti e fa: tu aquila, regina dei cieli, resterai sempre la padrona delle nuvole. Tu leone, re della foresta con la tua criniera, regnerai sovrano per tutte le foreste per sempre. Tu squalo, re dei mari, regnerai sovrano di tutti i mari, di tutte... a un certo punto. Tu, coniglio, resterai sempre coniglio delle fattorie. Tu zebra, fatta a strisce con mia volontà, resterai padrona del safari. Là che ciondo è, così sempre di più. E ti castoro, te che ad andare in figa di tomare. Piatti, lavatevi da soli. Mastro Lindo, pensaci tu. Sa che sai quel che fa vedere in televisione? Sgrassatore, sgrassa le persone obese e di pianti incragnati. No, neanche lui. Mi sento in qualche modo truffato da ste illusioni che i media ci han rifilato. Biscotto, addolciscimi la giornata. Cane, difendimi dalle forze del male. Mamma mia, poi invece mi ha distrutto quel volo in bici, proprio la schiena, poi me lo sento anche nell'orecchio, proprio strappi e tutto. Vabbè, ma non è questo. Volevo dirti, tramandarti una cosa che ho imparato l'altro giorno. Allora, ti ricordi anni fa, quando eravamo persi nelle montagne in Croazia, con la neve, tutto quanto, abbiamo trovato quel campeggio, eccetera, eccetera, e abbiamo attaccato la stufetta a corrente, o meglio anche la stufetta a corrente, per aiutare il riscaldamento di scarosso. Ok. Allora ci possono essere delle situazioni di emergenza in cui magari finisci il gas o che ne so io, qualsiasi altra situazione, la stufa, non hai la possibilità di usare la stufa, oppure hai bisogno di usare anche un riscaldamento supplementare, no? Allora
cosa si faceva una volta, no? Anche qui nel canale si metteva una stufetta elettrica, ok? Però la cosa che ho imparato qual è? Praticamente esiste, e questo lo sapevano tutti tranne io, è un cavo che io ho quello che da industriale porta a civile, ok? Quindi la presa quella grande del camper porta alla presa di casa. Il contrario, praticamente tu devi avere un cavo, te lo fai fare, che dalla colonnina, quindi dalla presa industriale, quella rotonda, ti porta a una presa femmina domestica. Quindi in certi casi, siccome la colonnina potrebbe non tenere, ti attacchi il camper in una colonnina e la stufa in un'altra colonnina ancora. Questo l'ho visto fare. Non essendo uno elettrico, perdona i capelli da prima mattina, ho detto, boh, ma si può fare. Cioè che da una presa industriale gli attacchi un'utenza domestica dal 220, non lo so, non so niente, in teoria dovrebbe essere sempre 220, quella azzurra, è l'attacco che cambia, però l'ho visto fare, capito? C'era sto qua che aveva la stufetta col cavo che gli andava dentro per la finestra, quindi i fatti dicono che si può fare. Casomai aspetta, informate meglio, che dopo magari te ciappi fuoco e ti dici se sta singolo le puntine e me lo vedo io, colpa sua. Aspetta, nel frattempo abbiamo imbastito un incontro con il mio amico cavallo. Che è un mulo. Che è un mulo, vabbè, poretto, non è che sia brutto, io caro dire un mulo, come per dirle stupido, no, poretto, cioè, un mulo. Così. E poi la fidanzata di quello che finge di essere quello dello Zecchino d'Oro. Però sono più simpatico. Sì, ovvio, neanche da dire, cioè, era non scontato del P. Poi c'è quello che inviti per un pranzo in compagnia e prenota un ristorante, così palù, poi cazzi sui, ok? Poi c'è Marco, quelli a doccia, che adesso vabbè non la P a doccia perché adesso le facciamo Marcus Caldonius, però insomma gli era Marco quelli a doccia. Poi le Francesco Peluche, dopo le Ezio e dopo le John Muller, che però non si chiama così, ok? E si chiama Gianni e a Mugliere e il tuo fratello nuovo, che si chiama Ceste, perché da noi altri, no, guardate, cercate su YouTube a parodia de Avate, bellissima, che lì i personaggi principali che è Ciano e Azura, che sarebbero quei de Avatar, no, quei azzurri, e così è come perdo gli amici, perché gli dico dai che andiamo alla chiesetta in fondo, in su, in cima alla collina, e dopo la gente dice sì, e dopo ti senti che mi manda a fare in culo a metà strada. In più dopo mi dimentico anche di dire portiamo un aperitivo eccetera, quindi ci ritroviamo solo al cucusso qua ceseta, a parte no, ma è una ceseta sta roba qua, e senza un aperitivo, a dire buongiorno Italia, buonasera Italia. Comunque no, l'angolo culturale, vedi tu, l'acqua santa i vacciola a Despar, all'inizio è rossa, dopo tramite qualche processo chimico diventa bianca. Wow. E ora qua andiamo a fare così, urco che ha un CP, guarda un CP, amore, ma no, occhio che attenti, no attenti. Che succede? Caldogno Advisor, Advisor. cosa ne pensa di questo scorcio? Direi che è fantastico. Il momento è Catartico, confermo. nel senso che abbiamo catato un posto che non solo Da è carino catarsi. eccetera, ma a parte quello è stato classificato come patrimonio UNESCO, cioè certo. siamo nelle colline di Valdobbiadene. Esatto. No, proprio qui a parte più diciamo città, periferia eccetera, spostate più in qua. Niente. Da che altra parte? Le colline di Valdobbiadene. Cesco invece non è patrimonio UNESCO, ricordati. Cioè, tu sei l'unico CP che non vuole un caresso. Tutti i CP vogliono il caresso e tu non vuoi il caresso. Ah, che CP un po' sustego che sei. Guarda che cielo, guarda che robe. Campari o Apero? Caro diario, nella sera ci ha raggiunto anche Manuele Morosa. Aspetta, ti faccio vedere un attimo come è andata a finire la storia della Challenger del basilico, fermo là. Questo sarebbe il basilico. No, questa è erbassa. Questo. L'avete annaffiato bene ragazzi, Mi pentirò a fare i video col telefono piuttosto che con la singola camera, però vedi. Così, volevo immortalare sto momento, sì, anche se c'è quello lì che fa finta di essere quello dello Zecchino d'Oro e poi arriva, no, dopo che gli amici lo hanno invitato a pranzo,
E si prenota il ristorante solo che per L'hanno due. invitato solo perché pensavano Eh. che fosse quello dello Esatto, quindi una tragedia, Non ragazzi. mi vedrà mai più No, una tragedia, una tragedia. Sì, siete quando quelli che si professano amici ti coglionano la tua ipocondria. Ma la tua legittima ipocondria, Dio caro. No, sì, no. Oh, mi sto sfondando non so quante trecce di aio, ovvio che non mi sente più dei mani e dei piedi, normale. Immagina se non ti senti Sulla Dio. sei aperto. Questa è la Poi se mia continui a mangiare aglio non chiamerai ipocondria. mai più. No, non era attività. Questa è la mia ipocondria. Sì, ma adesso non sta la sapeva mai. Bravo vecchio. Alla parata militare sputò negli occhi a un innocente e quando lui chiese perché, lui gli rispose questo è niente e adesso è ora che io vada. E l'innocente lo seguì, senza le armi lo seguì. Sulla sua cattiva strada. Sui viali dietro la stazione rubò l'incasso a una regina e quando lei gli disse come, lui le rispose forse meglio è come prima, forse è ora che io vada. E la regina lo seguì, col suo dolore lo seguì, sulla sua cattiva strada. E in una notte senza luna truccò le stelle ad un pilota. Quando l'aeroplano cadde, lui disse è colpa di chi muore, comunque è meglio che io vada. Ed il pilota lo seguì, senza le stelle lo seguì, sulla sua cattiva strada. A un diciottenne alcolizzato versò da bere ancora un poco e mentre quello lo guardava lui disse amico ci scommetto stai per dirmi adesso è ora che io vada.